Bella a tutti raga, qui è Miro, eccoci qua nel video post partita di Cagliari-Lazio. Sto registrando a partita ancora in corsa, il 91esimo, punizione dalla tre quarti per il Cagliari, colpo di testa di Pavoletti credo, vabbè, a prescindere da come andrà a finire la partita, no, no, non va bene. Posso capire, dobbiamo aspettare la squadra, posso capire, manca ancora qualche acquisto, posso capire il gioco di Di Francesco ci metterà un po' di tempo a vedersi, posso capire tutto, ma prestazioni simili no. Poco importa che giocavamo contro la Lazio, delle prestazioni simili no. Oggi si salvano veramente pochi, penso che Nandez sia il caso più eclatante, ma anche lui oggi non è che abbia brillato perché ha fatto qualche errore anche lui. Oggi uno che si prende la sufficienza piena non c'è, non esiste. Oggi male tutti, più di tutti Simeone. Simeone con quel gol che si è magnato là davanti alla porta, allucinante. Oggi non ho visto bene neanche Rog secondo me è stato uno dei peggiori in campo. Faragò sfondiamo una porta aperta. Con Faragò sfondiamo una porta aperta. Io non so come dirlo. Non può giocare da terzino. Non può giocare, punto. Tanto il Cagliari che attacca. No, non è possibile, non è possibile. Oggi male male. Male male. Ok che qualche partita serve per rodare la squadra e tutto, ma così no, oggi prestazione veramente imbarazzante, imbarazzante. Secondo tempo sicuramente meglio del primo, ma a livello offensivo arriviamo davanti e non sappiamo più che cazzo fare. Non ne abbiamo più idea. Joao là a sinistra è veramente perso. Non... Veramente prestazione brutta, squadra brutta. Può essere che so le prime partite bisognerà aspettare, ok, però prestazioni simili non vanno per niente bene, ma decisamente no, decisamente no, intanto è finita adesso. Simeone, che cazzo si è mangiato? Oggi male pure lui, oggi male tutti, male tutti. Complimenti a Faragò che è riuscito a far sembrare Maradona coso, come cazzo si chiama? Marusic, che ha fatto fare quel colpo di tacco a... No, io non... L'unica cosa che mi viene da dire è male. La prossima poi è contro l'Atalanta, non voglio fare il pessimista della situazione, però qui c'è un miglioramento netto da fare, manca qualcuno a centrocampo, il nome già lo sappiamo, perché non c'è un collante vero e proprio da centrocampo e attacco e tra centrocampo e difesa, manca quel giocatore, manca Nainggolan, manca uno come Nainggolan e l'assenza si fa sentire perché non c'è collaborazione tra i reparti, non c'è minimamente collaborazione. Marin ha fatto già una prestazione leggermente superiore a quella col Sassuolo, ma anche qui poca roba, non lo so. Secondo me questa è una partita da buttarsi alle spalle il prima possibile, cercare di arrivare a Bergamo. Che cazzo è che... Ok. Cercando di arrivare a Bergamo e fare la prestazione della vita. Però questa partita è da buttarsi alle spalle, decisamente. Non mi sono segnato niente questa volta, non ho appunti, però male. Qui anche tra, cioè secondo me il migliore in campo è il Nandez, ma anche lui rispetto al solito ha deluso per come la vedo io.
E niente ragazzi, non credo ci sia nient'altro da dire. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.